Cresce la preoccupazione in Piemonte, l'unica regione d'Italia dove aumentano contagi e decessi. Gabriele Lobello, il nostro inviato, ci aggiorna in diretta. Gabriele. Buongiorno, è la terza regione italiana dopo Lombardia ed Emilia-Romagna, si è arrivati qua a 13.400 casi, è la regione, come dicevi tu, dove crescono di più i casi. Torino è la provincia dove c'è un maggiore aumento di casi e anche di morti, più 20% di morti nell'ultima settimana, ma ci sono dei motivi per questi numeri. Il primo è che l'epidemia è partita in ritardo rispetto alle altre regioni e il secondo è che si è aumentato in maniera molto importante il numero dei tamponi. Negli ultimi giorni si fanno, ci dice la regione, solamente sui positivi e dunque per questo che aumentano i numeri. 1.349 le morti in totale, ma chiudiamo con una buona notizia: i guariti hanno superato i morti ormai. Dal Piemonte è tutto, a te la linea. Grazie Gabriele.